Quando ero piccolino, tenevo una suora all'asilo che si intitolava Sor Clementina, che era troppo bellina, era piccolina pure lei. Ah, piccolina uguale. Lei bianca e nera, io normale, però insomma eravamo uguali. Poi ci assomigliavamo anche, barba, baffi, proprio eravamo proprio uguali con Sor Clementina. E Sor Clementina era troppo bellina, teneva queste due cancelle bianche e rosse, belline che si intravedevano tra i peli, ma belline proprio, bellina, bellina, che Dio la fulmine, era veramente bellina. Perché ci inchiavicava di mazzata la mattina alla sera, ci faceva una zuppa di mazzate. Però poi ci faceva cantare una canzoncina che era troppo bellina che si intitolava Anzi il piccolo Hans, che era bellissima. Ma la ricordo, però era bellina, la canzoncina era bellina. E poi ci faceva scrivere la letterina di Natale, che quella è un'abitudine che io ho conservato sempre negli anni, tutti gli anni io scrivo la letterina di Natale, l'ho scritta anche quest'anno faceva così. Caro Gesù bambino, dato che ho scoperto che esisti, visto che nel giorno del tuo compleanno a Umberto Bossi gli è venuto un infarto, vorrei dirti queste cose. Certo. Certo, qualche dubbio è rimasto considerando che poi è guarito. Comunque, sono contento che Moana Pozzi si sia presentata alle elezioni, così per gli elettori erano sicuri gli elettori che chi li rappresentava come loro era già abituato a prenderlo nel cuore. Certo le cose non sarebbero cambiate, ma almeno con Moana ci tiravamo un poco su. Grazie per aver ridotto la fame nel mondo. Infatti, quelli che avevano fame, grazie a Dio, sono quasi tutti morti. Ti prego, fai in modo che alla facile battuta i socialisti sono dei ladri, non si rida più. E finalmente si comincia ad arrestarli. Fai che quest'anno sconfiggiamo l'AIDS, anche se a noi basterebbe un pareggio. Osservi, Giove. E questa era la letterina di Natale. La letterina di Natale, con la quale io comincio, perché è difficilissimo rompere il ghiaccio, e qui non si sa mai come cominciare, rompere il resto è facile, ma il ghiaccio è difficile. Allora, così, per iniziare, io pensavo di fare un quiz. Ecco, visto l'entusiasmo che ho scatenato con questa proposta, ve lo faccio. Il quiz consiste in questo. Che cos'è questo? Ve lo dico io, è una pessima maniera per passare la Pasqua. Bene, detto questo, io invece passerei... Passerei immediatamente al motivo fondamentale per cui ci siamo radunati tutti qua questa sera, ed è per assistere all'ora di religione. Per cui comincia adesso la rubrica, dal titolo Un Vangelo per me, un Vangelo per te, un Vangelo per tutte e tre. E vi leggerò una parabola. Dalla seconda lettera ai Corinti. Cari Corinti, potevate almeno rispondere alla prima di me. Ci sbagliate parabola. Adamo ed Eva, riassunto le puntate precedenti. In 6 giorni il Signore aveva creato tutte le cose belle, il sole, la luna, lo sceme Maradona, la porpora, i puffi e tutti gli animali del creato. E il Signore disse: orsù, prendiamo del fango. Poi disse: orsù, impastiamolo. Poi disse: orsù. Orsù deve essere tipo 1, 2, 3 stelle, non so esattamente. Dopo lo impastò e ci sputò sopra e nacque Adamo. E Adamo disse: cazzo, cominciamo bene. E il Signore gli fece l'anestesia totale e fece la donna. E Adamo disse: Signore, manca un pezzettino. Il Signore disse: no, quella è la donna. Fatta proprio che la maniera. Fatta così. E Adamo disse: Signore, mancano 3 etti, si vede a occhio nudi, per piacere. Il Signore disse: no, quella è la donna. E li misi in un posto così bello che si chiamava come un cinema a luci rosse, Eden. E disse: qui starete come papi. E Adamo disse: che cos'è un papa? E il Signore disse: un lapsus che farò in seguito, non ti preoccupare.
E il signore disse, qui potete mangiare di tutto, fritto misto, pane e Nutella, pizza margherita. Ma le mele no! Le mele no! E Adam disse, non ti incazzare! Ci stanno l'arancia, mangia l'arancia. A me l'arancia mi piacciono. Ora Adamo dava il nome agli animali, dice tu ti chiamerai levriere, tu ti chiamerai porco. E il porco dice che cazzo, chi levriere i porco? E dov'è la giustizia divina? Che cosa dovrei dire io, disse lo scarrafone. In questo Eva stava vicino ad un albero, si girò e vide un serpente. Disse che schifo, il serpente. Il serpente disse si balla tu. E il serpente disse la frutta fa bene, contiene le vitamine. Una mela al giorno leva il medico di torno. Meglio farsi le mele che farsi le pere. Se mangerete di questo frutto diventerete intelligenti. Eva disse, ma noi siamo già intelligenti. E il serpente disse, cazzo, chi è l'onore che parla con un porco ti pare intelligente? È vero, disse Eva, e sputò in faccia ad Adamo. E Adamo disse che giornata è merda. Sono nata oggi e già hanno sputato in faccia 2 volte. Ed in questo arriva il Signore adirato come non mai e disse, vi caccio quanto è vero Dio! Eva disse ad Adamo, diciamogli che siamo atei. Bossi, Adamo lo conosco personalmente. E il Signore disse, fuori di qua, donna, tu partorirai con gran dolore. Uomo, tu lavorerai con gran sudore, se troverai lavoro sempre. E la terra produrrà spine e sofferenze. Adam disse, per una mela, domani te ne porto 1 chilo. Non è per la mela del Signore, è una questione di principio. Oggi la mela, domani la collezione di francobolli, alla fine volete creare voi come Craxi. Fuori qua, via! E uscirono dal paradiso terrestre. E Adamo disse, Eva, ti ha detto nulla la mamma? E disse, cazzo, la mamma sono io. E così andarono per tentativi. E dopo molti tentativi, prima un piede in bocca, poi un ginocchio in un orecchio, poi un dito nell'occhio, finalmente si conobbero in senso biblico. E Adamo disse, è un piacere conoscerti, a te che te ne pare, bambola! Eva disse, certo, meglio di quando mi ha infilato il gomito sotto l'ascella sicuramente. E quella notte Eva rimase incinta e Adamo disse, che iella, la prima botta. E fu così che fu gettato il seme del primo uomo e della prima incomprensione. Ed Eva chiese, come lo chiamiamo? E Adamo disse, guarda, se esce da dove sono entrato io, lo chiamiamo Mandraga nell'eventualità. E invece nacque Caino e Adamo volle conoscere Eva di nuovo, ma il Signore vide e disse, Adamo! E Adamo, che stava conoscendo proprio in quel momento, disse, questa è la segreteria telefonica di Adamo, non sono in casa. Il Signore disse, Adamo, non fare il cretino, smetti di fornicare. Adamo disse, babbo, e le mele no, e fornicare no, ma fate uno psicanalista però tu, eh. E quella notte Eva rimase incinta per la seconda volta. E allora Adamo pregò il Signore e disse, Signore, non potresti creare la farmacia? Sai come vanno le cose, far bene la conoscenza fa bene alla conoscenza. Ma il Signore non creò la farmacia e da allora ogni volta che Adamo voleva conoscere Eva, a Eva ci faceva male a capa. E questa fu la vera maledizione dell'umanità. Parola di Gesù. Grazie. Grazie, voi siete... Voi siete veramente molto, molto gentili, ma io volevo darvi qualche piccola spiegazione a proposito di queste cose, perché poi pare che tutto è colpa di Suor Clementina che la cessa. Invece non è vero. Ci sono stati degli altri motivi difficili della mia infanzia, perché questo spettacolo tratta proprio della mia infanzia. E io da bambina, a voi ve lo voglio dire, io sono di Napoli. Lo so che c'entra, parlo bene bene proprio il dialetto qua di Longiano, però originale.
originale, so di Napoli. E voi sapete che Napoli è una città molto religiosa. Io da bambino, quando tenevo 12 anni, mi andavo a confessare. Abitavo a Santa Lucia, proprio sopra la chiesa di Santa Lucia. Beh, insomma, no, proprio sopra la chiesa. Un po' più là. Però scendevo sotto la chiesa e mi andavo a confessare. E tenevo un prete che era molto curioso perché io mi mettevo su questo bancariello. Stavo sempre in coppa bancariello. Tenevo due ginocchia e due caciocavallo. In coppa lui da dietro la graticola mi guardava e diceva: da quanto tempo non ti confessi? E io dicevo 2 settimane, no, per dire una cosa. Hai fornicato? Dico, dai, ha già ammazzato 3-4 formiche, ma pare. Dice, hai commesso atti impuri? Danno 12 anni, dico, sì, quanti? Mo a 12 anni, in 2 settimane. No. Cazzo, ci voleva Olivetti Protost per sapere quanti ne hai commesso. Io tenevo, santo Dio. Io tenevo un braccio come Billander, dico, non lo so, dico, facciamo un forfè 300, dico, 250, poi dicevo 2, e poi alla fine della confessione dicevo, ho detto le bugie. E così sistemavo pure tutte le puttanate che ho raccontato a lui durante la confessione e la coscienza stava tranquilla, ma là ci venivano i sensi di colpa perché lui ci dava la penitenza e noi ci battevamo in petto una continuazione. Il movimento era lo stesso, cambiava la quota, ma più o meno le cose rimanevano lo stesso prima. E là ci venivano i sensi di colpa perché il problema risiedeva tutto e in questo rettangolino qua che non bisognava mai toccarsi, mai. Noi pensavamo che l'inferno fosse pieno di brave persone che si grattavano una continuazione con dei cosi gonfi, rossi, irritati, perché non bisognava mai toccarsi. Noi facevamo la pipì a casaccio, che senza toccarsi, è una cosa complicatissima. Ci vuole mezz'ora per fare una frenzola, quindi ci raccontavano di quelle puttanate che non stanno in cielo né in terra, ci dicevano non ti toccare che diventi cieco. Che se era vero a quest'ora Ray Charles appare a me era la piccola vedetta lombarda. Poi col tempo devo dire che le cose sono migliorate molto, anche perché poi col tempo il rapporto col sesso è diventato una cosa più normale, abituale, insomma, il sesso è un fatto che si fa normalmente, insomma, tutti i giorni. No, un giorno sì, 3 anni no, comunque voglio dire, è una cosa che si fa, anche dopo lo spettacolo, se ci fosse qualche anima pia in giro per la sala. Ma te che oggigiorno insomma fanno la pubblicità in televisione anche dei cosi. Dei profiterol che si apre, che c'era uno spot che era bellissimo, che c'era lui che guardava la televisione, arriva lei, trucco degli studi alla televisione e poi lo guarda e fa ticca 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 e corre in camera. Allora lui la guarda e fa e ticca 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 e corre in camera pure lui. E la mattina dopo si aprono le finestre e c'è lei con 2 occhi e così. Che cazzo, stava guardando la partita Napoli-Juventus, va là gli studio la televisione. Ma allora sei cretino! Forma da prima, no? È un fatto... È un fatto di ignoranza mal distribuita. Fatto sta che oggigiorno diciamo che profilattica è entrata nella tradizione, basta entrare in farmacia, ci stanno all'armadio pieni, 2 azioni, 3 azioni, 4 azioni, tutto il cucuzzare, bellissimo. Quelle belle scatole con le mani incrociate sopra, come se pregassero, come a dire speriamo che non ci viene una malattia, Perché ci stanno le malattie che una volta il profilattico non si usava perché non dava il contatto, oggi va bene pure la camera d'aria della Vespa. Va bene qualsiasi cosa, li fanno d'alluminio, doppia azione, contro le malattie e pure perché sostengono un po' che in caso di difficoltà che non si sa. Li vendono al supermercato a metri, uno piglia la misutaglia, fa il nodo. È un fatto normale. Li fanno di tutte le maniere a forma di paperino, di topolino, di Batman. Quello di Batman bisogna stare un po' attenti per via delle reti, però è comodo pure quello. Che una volta, quando ero più giovane, entrare in farmacia era un guaio passato, la gente passava le mezz'ore in farmacia. Compravano le cose più sceme. Aspirina a strafotto. Spazzolini da denti si buttava. Il cotone emostatico. Non è mai servito a un cazzo il cotone emostatico. Tonnellate di cotone emostatico. Poi alla fine facevi finta di uscire e facevi
che cretino, no? Serve pure un profilo. Uno, tanto per gradire, no, uno è sufficiente. Oggi il problema è risolto, la gente entra in farmacia tranquilla. Carlo è il solito! Il problema è un altro, che li fanno ritardanti. Mo tu come glielo chiedi al farmacista che lo vuoi ritardante, guarda che... Ma figura e merda non fornisce mai. No, ma là dice vorrei ritardante per piacere. Il farmacista guarda fa congratulazioni! Anche lei del club dei 12 secondi, bravo, congratulazioni! Che poi... Io mi sono sempre chiesto, come fate a ritardare, come fate? Che cosa? Dentro c'è un omino piccolino che fa piano! Ah no, vai, frena, come fate a ritardare? Che un giorno voglio smontare uno per vedere come è fatto dentro, per la curiosità di sapere, perché io l'ho comprato ritardante per lui, stimolante per me. È fenomenale. Basta metterlo al dritto, è fenomenale. Se lo metti a rovescio è un attimo. No! Ma al dritto funziona una meraviglia. Fatto sta che oggigiorno il profilattico è diventato proprio l'anticoncezione principe per via delle malattie, perché una volta quando ero giovane io ce n'erano tantissimi, mi ricordo ce n'era uno che si intitolava il diaframma, che serviva a far venire i bambini a fuoco. Poi ce n'era un altro che noi ci schiattavamo dalle risate, perché c'era una barzelletta e faceva così, faceva dottore, mi accorci la spirale. Ecco, con questo noi ci schiattavamo dalle risate. Non hai mai capito perché, ma ci schiattavamo dalle risate. Poi è arrivato l'AIDS, è arrivato anche il profilattico, perché con l'AIDS si muore, perché con l'INPS si campa, dice mio nonno, ma a parte le barzellette, voglio dire, il problema è serissimo, tengo un amico preoccupatissimo per un rapporto orale che ha avuto nell'83 una ragazza malata, d'otite. Che poi all'orale passano tutti, infatti fottano allo scritto se proprio vogliamo andare a controllare. Fatto è che il problema è un problema infantile, anche perché noi la nostra educazione in questo senso ce la siamo fatta un po' abbronzata, no? Un po' a scuola, un po' a casa. A scuola di solito ce la facevano l'eccesso, che poi non è buono. Quello tenevamo, per entrare in eccesso, chiudevi la porta e dietro la porta trovavi disegnati sti graffiti paleolitici, sti zeppelin, che per un bambino era imbarazzante, perché tu guardavi queste cose, hai voglia di tirare, non diventava di quelle dimensioni. Ne erano preoccupatissimi, pensavo che nei pantaloni dei nostri compagni di scuola ci fossero delle mortadelle dentro, è imbarazzatissimo. E se no peggio c'era il disegno terrificante, quello delle signorine, la pipilla, no? La pipilla, che era terrificante, con tutti i capelli dritti in capo. Che ti guardava senza idea, che ti dici, speriamo di non vederla mai. E infatti non ce l'hanno fatta vedere quasi mai, devo dire che in questo sono state gentili. Se no, a casa, ma a casa era peggio, perché a casa ci facevano cantare Ambravacci Ciccocò. Mo tutto quello che sapevamo noi di sesso è che la figlia del dottore faceva l'amore con 3 civette. Che è brutto, no? Le civette sopra il comune che fanno. È brutto. Poi dici che il dottore si ammalò. Grazie cazzo, da una figlia neuropatica, è chiaro che si ammalò. Come campava questo povero Madonna? E noi siamo cresciuti alla luce di queste storielline. Qua mi ricordo c'erano delle storielline terrificanti. C'era una che mi raccontava mia mamma, che era la storiellina di Hansel, Gretel, Beckenbauer e Schnellinger. Una cosa micidiale, che la storia di questi 2 genitori che portavano i bambini nel bosco e ce li lasciavano. Ma quando la domenica mia mamma mi diceva dai usciamo, andiamo a fare una passeggiata in pineta, è chiaro che uno cresce traumatizzato alla luce di queste storie qua. E proprio sul ricordo di queste storie, di queste favole della nostra infanzia, io ho scritto un libricino, perché voi direte, ma tu hai scritto una stronzata sulla mente? No.
anche questo. Io da questo libricino questa sera vorrei leggervi alcune favole. Comincio con delle favole brevissime, brevissime, tant'è che sono tratte dal capitolo Le favole di Pedro, che è un'amica mia che scrive proprio favole corte. E la prima fa così. C'era una volta un bambino negro con un coccodrillo al guinzaglio che incontrò un bambino bianco. Il bambino bianco dice: che bella scimmietta che tieni. Il bambino negro dice: non è una scimmietta, è un coccodrillo. Il bambino bianco rispose: non parlavo con te. So corte, subito finisce, immediatamente. Poi, alla luce di questa fiaba voi potreste pensare: ma allora tu sei razzista? No, io sono napoletano e abito a Milano. Per cui in caso sono razziato, se proprio vogliamo andare a controllare. Ma me ne leggo un'altra, visto che siete un pubblico così ricettivo. C'era una volta un asino e un maiale che si incontrarono e il maiale disse all'asino: ma che brutta vita che fai tu, guarda, l'uomo ti carica di peso dalla mattina alla sera e poi vatta e tu avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro e poi il giorno dopo ti carica di peso un'altra volta e tu vatta un'altra volta e tu avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Guarda, fai veramente una brutta vita. Allora l'asino guardò il maiale e disse: ma tu non sei quello dell'anno passato, eh? Finita anche questa! Ve ne leggo un'altra, aspetta, ve ne leggo un'altra. C'era una volta una bambina con una vacca al guinzaglio che incontrò un signore che gli chiese: dove vai, bella bambina? E la bambina disse: porta la vacca a fare montare dal toro. E il signore disse: ma che scandalo! Ma questo è un lavoro che dovrebbe fare tuo padre. No, lo deve fare il toro, disse la bambina. Finita anche questa. Vi leggo quest'ultima. Questa non la capisce mai nessuno. Non facciamo brutta figura, eh? Mi raccomando. C'era una volta un gallo che nel giorno di Pasqua vide le uova sode tutte pittate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò. Qua lascio sempre un poco di tempo per riflettere, per spiegarsela da un bancariello a un'altra, da eventualmente, se uno volesse andare proprio a cercare il pelo nell'uovo. Io sento che là se la stanno spiegando, per esempio. Che può fare? Là si stanno spiegando quello del coccodrillo, vabbè, stanno indietro col programma, vabbè, non va niente, vi leggo quest'ultimo. In realtà quella che volevo leggervi è questa favola qui che si intitola Il brutto anatroccolo. Il brutto anatroccolo. Brutto anatroccolo. Eccola! Che abbiamo studiato tutti gli effetti, alla parola il brutto anatroccolo, tac, da s'appiccia e controluce. Però siccome tengo un tecnico che si fa di quelle canne di questa maniera, sarà contento. Come va? Stanno facendo una festa, sono nel loro mondo, capito? Poi si sono messi in due per la ripresa televisiva, una a Ravoglia e l'altra Lecca, capito? Così stanno un poco, si anticipano le cose. Il brutto anatroccolo. Guarda là, guarda là. Il loro motto è fatti, non parole. Ecco il latino. Allora. C'era una volta un'anatra che fece 5 uova, 4 normali e uno enorme, ma così grosso che il culo gli fece male per 8 giorni. Dall'uovo grosso nacque un povero che era un cesso, una monnezza. Faceva schifo. Era calvo, che sembrava una zampogna, ma con gli scarponi da sci perché teneva delle caviglie tante. Aveva la pelle d'oca, che è normale per un papero, no? Lui la teneva sulla lingua. Aveva gli occhi con le zampe di gallina, belli, tutte e tre molto belli. Peccato il colore fucsia, ma aveva una caratteristica, soprattutto era negro. Ma così negro che Mike Tyson a confronto sembrava finlandese. E quando mamma Anatra lo vide disse: oh, il mio piccolino è negro. E l'aggredì con un rastrello e lo sfabbricò di mazzate. E coperto di sangue era più apprezzato perché non si capiva tanto il colore. Un giorno l'anatroccolo andò sull'aia e incontrò 2 galline che lo videro e disse: ah, un negro!
e l'aggredirono con un rastrello e lo gonfiarono come un tacchino. Gli ruppero l'osso del desiderio, gli spalmarono le dita, nel senso che prima le teneva palmate, e lo sgommarono di sangue che gli dovettero mettere più chiodi che a Pinocchio. Quando si fu rimesso, il papero tornò sull'aia, incontrò un cane e chiese: sono brutto? No, disse il cane, e vomitò. Allora il papero disse: ma è brutta la pelle nera? No, no, disse il cane, tengo pure un portafogli di pelle nera. E dicendo questo cominciò a picchiarlo col piede di porco. E il porco era d'accordo. E lo suonò. E lo suonò come un'ocarina. Poi il cane se ne andò. Bene, disse il papero, si è dimenticato di aggredirmi col rastrello. E il cane tornò e disse: cazzo, mi sono dimenticato di aggredirti col rastrello. E gli ruppe tutti i femori. Allora il papero decise di andare a vivere ai confini della legge e andò a vivere tra le canne. Ma siccome con la legge Martelli anche una sola canna è legale, un poliziotto che passava di là l'aggredì con un rastrello e lo spogliò di mazzate. E venne l'inverno e il papero faceva sogni erotici e sognava di spogliare un'anatra per farsi un piumino e pensava come sarà il futuro, avrà una moglie, delle uova. Poi finalmente tornò la primavera e il papero si accorse di essere un cigno nero. Allora tornò sull'aia orgoglioso e tutti fecero: oh, e tu chi sei? E lui disse: il brutto anatrocco. Ragazzi, sei tu, lo aggredirono con un rastrello e gli spappolarono tutto il patè de foie gras. Allora il papero spiccò il volo fiero ed elegante. Un cacciatore lo vide e gli sparò: stretta la foglia, la via è piccolina, contro il razzismo non v'è medicina. Ma, grazie, ma... Io non so, faccio più di te, però, Ma... Tra tutti i ricordi dell'infanzia ce ne sono alcuni che non sono proprio dell'infanzia, infanzia quella proprio di quando ero piccolino. Ce ne sono alcuni legati al liceo. Io a Napoli ho fatto il liceo scientifico. Voi vedete, io ce n'ho avuto. No, lo dico perché c'è un motivo. Voi sapete che al liceo scientifico la matematica è importantissima e io infatti in matematica andavo veramente una chiavica. Perché quando il professore di matematica mi interrogava, per me era una specie di pandeco, Covatta, oh! Mi veniva proprio un pandeco. E allora io al professore di matematica ho dedicato una canzone, siccome il periodo in questione erano gli anni 70, la canzone è un rock di quelli, diciamo, un poco duri, no? Quel rock proprio, per cui se tutti cominciamo a fare di questa maniera eventualmente, perché il rock, ecco, così va benissimo, insomma, una cosa veramente strong, e allora possiamo partire con rock se il tossicodipendente riesce a mandarci la base musicale, se non è disturbo, voglio dire, tu leva la flebba, appicci e subito a sto cacciuola, la stronzata, è una fessina. È, è tutto costruito nei minimi dettagli, non si sgarra di una virgola. Cioè, premi play, non che va tutta avanti, neanche rap che va tutta all'indietro, play, e che da beva, play, schiatta il bottoncino, play del rock and roll, vai go play. Che poi passiamo la nottata qua o vogliamo fare il rock and roll? Vai go play, vai. Rock and roll, no? È sceneggiato, rock and roll, rock and roll. Già sono tutto buono, oh mamma mia. Ma ne chiamate io non sai che niente. Non è che tormente a trigonometria. Con tutto sti triangolo per niente. Nega già pasei non ti capisce, tu spiega l'ultima. Con me pure si parla per un mese, è come se parlasse a noi cinese.
A notte rindogliesse in sonno, quando a settembre tu mi fai tornare, con numero parente soi maronna, a manca marai non mi aiutare, e fata mamma vasta e mamma chiagna, e nonna non si riconosce più, e ma una stagione o saccia tu, distrattamente boccia a me, boccia a me. Ma la canzone che mi volevo ricordare, quella di Suor Clementina, sa un microfono? Bravo, hai visto? Non era questa, quella era la storia di un bambino, si intitola Anzi il piccolo Anzi, la storia di un bambino che infila il dito nella diga e salva l'Olanda dall'inondazione. Dice Anzi, il piccolo Anzi, il bimbo che la storia tramanta, lui vive in Olanda. Vabbè, mi verrà in mente poi durante l'arco della serata, vabbè. Ma non ci distraiamo dal nostro motivo fondamentale di incontro. Vi leggerò un'altra parabola. Dal libro di Ezechiele, siamo tre piccoli porci. Se può sbagliare, Parleremo adesso di Mosè, quest'uomo che tanto ha dato al ciclismo in Italia. Anneis, aspetta, Anneis. Questo grande profeta. Egli era il prediletto e infatti appena nato tentarono di affogarlo. Egli era il prediletto. Ma Mosè sposò Sippora, ma guardava anche le altre donne e Sippora diceva: Mosè, non desiderare la donna d'altri. E Mosè rispondeva: Rosta scritto sta fesseria. E infatti ancora non era scritto niente. Una notte Mosè dormiva nel suo lettino e sentì una voce: Mosè, chi è? Dio, io chi? No, Dio, disse il padre. Oh Dio, disse Mosè. Oh Mosè, disse Dio. Oh Dio, disse Mosè. Oh Mosè, disse Dio. Oh Dio, disse Mosè. E andarono avanti 6 giorni. E il 7° si riposarono. Finché Mosè disse: prego, si accomodi commendatore. Non sapeva come chiamarlo. E il Signore disse: Mosè, io sono colui che ha progettato l'universo. E Mosè disse: prego, si accomodi geometra. Non sapeva quello che aveva fatto. E il Signore mandò Mosè dal faraone. E Mosè tentò di stupire il faraone con dei miracoli. Dapprima fece dei miracoli semplici, la sparizione delle autoradio. Ma il faraone non fu stupito. E allora Mosè fece il miracolo delle 3 carte, ma perse 48.000 lire. E allora disse: faraone, visto che ho perso 48.000 lire, perché non liberi il popolo ebraico? Ma al contrario il faraone fece frustare i vecchi e fece violentare le donne. E il popolo ebraico disse: cazzo Mosè, bravo sindacalista, oh, fate veramente un bel lavoro, brava. E lo picchiarono con un grosso randello. E gli era il prediletto. E allora Mosè mandò le piaghe. La prima fu la piaga delle zanzare, ma il popolo ebraico non fu punto perché teneva il pape. E allora Mosè fece la seconda piaga e mentre era lì in un campo con i suoi allievi vide lassù sulla strada delle vacche che erano in pericolo. E sorseggiando un amaro Montenegro disse: è un lavoro difficile il mio, ma mi piace perché l'ho scelto io. Come arrivare appena in tempo per sterminare 6 milioni di vacche. Infatti ci fu la moria di tutte le vacche, ma il faraone niente. E allora Mosè fece l'ultima piaga, la piaga della carta vetrata al posto della carta igienica. E gli egiziani si incazzarono come dromedari e picchiarono Mosè con un grosso randello. Egli era il prediletto. Una notte Mosè dormiva nel suo lettino e sentì una voce: Mosè, chi è? E Dio disse: Mosè, sono sempre io, chi è adesso? Telefono solamente io, alzati. Che ore sono? Le 4 del mattino. Mosè disse: Signore, ma
ci si potrebbe incontrare nel pomeriggio, che non ci sta mai niente da fare. No, alzati, devi partire. Bene, quanti siamo? 6 milioni. Anzi, un charter, disse Mosè. Sì, disse il signore, sveglia alle 6:45, partenza alle 7, pranzo al sacco, pomeriggio libero per shopping. E Mosè obbediente si avviò insieme ai suoi 2 figli al Fitur Franco Rosso e partì. Quando giunse sulle rive del Mar Rosso, Mosè pregò il Signore e disse: Signore, che cosa debbo fare? Il Signore disse: tuffati. E Mosè obbediente si tuffò, ed in questo si aprirono le acque, e Mosè pigliò una scogliata in faccia, che si ridusse una chiave, perché egli era il prediletto. E cominciarono ad attraversare il mare. Quando furono nel centro del Mar Rosso si sentì un altoparlante: blim blam. Si avverte il gentile popolo ebraico che fra 5 minuti il mare chiude. Maronna, piglia e parta. E arrivarono dall'altra parte e trovarono una spiaggia e camminarono per 7 anni. E Mosè disse: cazzo che spiaggia! Neanche una cabina, neanche un ombrellone. C'era solo un marocchino che diceva cocco bello. Ed arrivarono in una località che si chiamava Mara, ove v'è l'acqua amara. Perciò si chiamava Mara. E Mosè disse: peccato che non siamo arrivati a 8. Allora ci sta Ochinotto. Perciò si chiama 8. E il popolo ebraico assetatissimo picchiò Mosè con un grosso randello. Egli era il prediletto. E allora Mosè pregò il Signore e disse: Signore, che cosa devo fare? Il mio popolo è affamato e assetato. E il Signore mandò la manna, che erano tutte coserelle tante azzeccate sopra le piante. Mosè disse: Signore, se si doveva fare un miracolo, non si poteva fare il miracolo della parmigiana di melanzane, visto che si trova. E il Signore disse: questo tenevo in cucina e questo l'ho mandato. Non scocciare, dentro sta tutta roba fresca appena creata. E ne mangiarono per 40 anni. E il popolo ebraico era incazzato come un caimano. E Mosè non si avvicinava perché li vedeva con un grosso randello in mano e pensava: qua era una brutta aria. Una notte Mosè dormiva nel suo lettino e sentì una voce: Mosè. E Mosè disse: Signore, ma sempre siamo 6 milioni, sembra a me. Sì, disse il Signore, perché tu sei il prediletto. Che culo, disse Mosè, che in antica lingua ebraica significa sia gloria al Signore. Che cosa devo fare questa volta? Vieni sul monte, disse il Signore, porta un bagaglio leggero, 2 pietre. Benissimo. E si incamminò su per la montagna con la tromba del giudizio dentro le orecchie. Papà, gli ha fatto una orecchia come una fella di mellone. E finalmente Mosè arrivò al cospetto del Signore. E il Signore gli dette una martellata su un ginocchio e disse: Mosè, perché non parli? E Mosè disse: perché sono venuto a pere e tengo fiatone, ma boh. E il Signore dettò a Mosè la legge. E Mosè tornò a valle e disse: popolo! E il popolo disse: viva Mosè! Ho qui la legge! Il popolo disse: viva Mosè! Non si può più fornicare! Il popolo disse: allora mi chi da viva! Meno uno che disse: viva Mosè! Perché era sordo, ma lo picchiarono con un grosso randello. E anche a Mosè lo picchiarono con un grosso randello. E fu sempre così nella vita di Mosè, perché egli era il prediletto. Parola di Dio. Grazie. Io non ce la faccio più. Grazie, voi siete carini. Però ci sono stati molti altri motivi per cui io durante la mia infanzia sia poi arrivato a 36 anni in queste condizioni, voglio dire. Cioè, non c'era soltanto Sor Clementina, non c'era solamente Obrevole, ci sono state tutta una serie di altre situazioni e circostanze. Io per esempio a Napoli abitavo al 6° piano, voi direte c'entra, perché per un bambino la cosa è imbarazzante, perché io tornavo dalla scuola con lo scuolabus, no? Per esempio. Vabbè, ora vi dico tutto come andava. Allora, io entravo nel palazzo di casa mia, arrivavo all'ascensore, prendevo il bottone dell'ascensore, che è quello che fa venire l'ascensore. Poi c'è sta il R, che l'ascensore sono non sacci, perché io prima solamente c'ho.
E arrivava l'ascensore, quasi sempre nel palazzo arrivava un altro, si metteva vicino a me, io entravo in ascensore, lui entrava, poi mi guardava e diceva sale? Dico no, volevo fare un campeggio qua e mi fermava. E cominciava questa salita che è molto imbarazzante per un bambino perché non si sa mai che fare in ascensore. Allora uno legge, non è che c'è stata legge, c'è il cartellino portata massima 4 persone, peso 380 che leggi dall'ascensore. La cosa più intelligente lo guardavo e dicevo lei quanto pesa, questa è proprio la cosa più intelligente. E se non leggevo il regolamento dell'ascensore, che io me lo sono arrubato da dentro all'ascensore di casa mia, originale Stingler Otis, perché io vorrei vedere in faccia chi che ha scritto il regolamento dell'ascensore. Io lo vorrei conoscere questo signore per vedere come ha fatto in volto proprio. Perché questo signore scrive regola prima dell'ascensore senza la quale non si può assolutamente prendere l'ascensore. Nell'ascensore con porte manovrate a mano, le stesse devono essere chiuse a mano. Questo è un regolamento, eh? Regola 2. Per servirsi dell'ascensore, premere il bottone del piano al quale si desidera arrivare. Cioè, se tu andare al sesto piano premi 6, a meno che non sei un nano, premi 2 volte 3, non arriva a casa, non mi capisco. Aspetta. Regola 3, chi sta nato capolavoro? L'uso dell'ascensore è vietato quando alla porta è applicato il cartello fuori servizio! Cioè, sta uno stipendiato in questa ditta per scrivere sta stronzata, eh? L'ultima è bellissima, è vietato, non è che è sconsigliato, è vietato l'uso dell'ascensore quando l'ascensore non è al piano. Cioè, se tu stai al sesto piano, apri la porta, è vietato! Sotto c'è lui che ti fa la multa, non è che ti squagli per terra, è vietato. E se no c'è un altro sistema di prendere l'ascensore che è molto più pratico, che stai solo tu in ascensore, allora fai le solite cose che si fanno in ascensore, controlli la braghetta se è sfondata, no? Poi sta lo specchio per la prevenzione dentale. Gli italiani la prevenzione dentale la fanno in ascensore, però io vorrei darvi un consiglio. So che è brutto dare i consigli durante gli spettacoli, però io vorrei darvelo. Quando siete da soli in ascensore, non fate mai le puzze. Guarda che se arrivate al piano terra e c'è uno che deve prendere l'ascensore dopo di voi, siete rovinati! Già quando aprite la porta che lo vedete, vi si legge il terrore in faccia, chi lo capisce immediatamente. Allora state fuori dalla porta che cercate di intrattenerlo. Uè! Salve, come vai andando da dietro col piede che cercate di cavarti? Una figura di merda micidiale, io ve lo dico. Dovete solamente cambiare palazzo, dovete proprio emigrare. A me mi è capitato, l'ho incontrato il giorno dopo con le mesh. Guarda, è una cosa terrificante. Ma in questo difficile rapporto che io ho sempre avuto con le macchine c'è stata un'altra macchina che per me è stata complessa, fin da bambino, ed è stata l'aeroplano, perché io da bambino prendevo il treno, che è bellissimo, il treno va alla stazione, è bello, ti accompagna, ti abbraccia, no? Poi danno i paccheri in faccia, vabbè, io meno bello, però è divertente, va col fazzoletto, ciao, quando arrivi telefona e vi vai, la stazione è allegra. L'aeroporto è diverso, perché quando accompagna, stanno tutti un po' commessi, stanno. Allora, ciao. Quando arrivi telefona, tristi, perché pensano che non arrivi. All'aeroporto sta un sacco di gente preoccupatissima, tutti in fila su queste panche che aspettano l'annuncio, il primo lo perdono, aspettano il secondo è in inglese, nessuno capisce un cazzo, si guardano tutti quanti tra di loro per vedere se uno ha capito, il primo della fila si alza, tutti appresso al primo della fila, e si trovano tutti accesso col primo della fila che li guarda preoccupatissimo, che penso che sta succedendo. Caccia fatte male. Perché parlano in inglese. Anche all'aeroporto di Ascoli Piceno parlano in inglese. Dicono, ha fatto il check-in? Ho fatto l'analisi dell'urina la settimana scorsa. Va bene, non stai a ci pigliare l'aeroplano, neanche a già fa chissà che. Comunque, come Dio vuole, prende il gate e poi c'è l'autobus che aspetta. Allora tutti sopra. L'autobus fa 40 centimetri, tutti giù. E si sale sull'aereo e là cominciano i problemi, perché come stanno tutti con le cinture allacciate, si sente boing, è il comandante che vi parla. Non dovremmo precipitare. Comunque, per il non si sa mai, vi diamo qualche informazione, e là si cominciano a grattare tutti quanti di nascosto, piano piano. C'è chi gli viene l'orchite a forza di grattarsi.
Chi raggiunge l'orgasmo 4 volte prima del decollo un'orgia, non si capisce niente. Chi non riesce, è una cosa allucinante. Chi non riesce a grattare i suoi grattacavelli a ogni girone dantesco. E comincia il balletto delle hostess che cominciano a dire allora le uscite di sicurezza sono da quella parte. Se mai dovessimo precipitare, le maschere escono automaticamente. E ti dice già, i precipiti mi veste la purucinella, ma pare pure tutto. Comunque, per qualsiasi ulteriore informazione, controllate il cartoncino che sta di fronte a voi. E io mi sono arrobato anche il cartoncino. E questo è fatto tutto a fumetti, questo è molto più bello. E il cartoncino dice, il salvagente sta sotto il sedile. Mo, per esempio, no? Tra Milano e Amsterdam non ci sta manco un secchio d'acqua. Io mi metto il salvagente e mi spalmo come un formaggino mio sopra le Dolomiti, ma metto il paracaduta. Cretino, che ci metto salvagente? Aspetta. Mentre si precipita a levarsi la dentiera. Che se uno si salva muore di fame, capito? Mentre si indossa la maschera ossigeno è vietato fumare, come dire è vietato ballare tip tap con gli scarponi da sci. Comunque vabbè, come Dio vuole si decolla e là per farti stare tranquillo ti servono il pranzo, di solito te lo serve un cuoco daltonico perché non ci sta una cosa del colore originale. Uova sode verdi, fagiolini blu, le olive gialle, sarà l'altitudine. Come ti sei un poco tranquillizzato, senti, boing, è il comandante che vi parla. Guida cretina che parla. È vietato parlare a conducendo sull'autobus, parli tu che guidi l'aeroplano. Guida, no, santi Dio. E ti dice, stiamo volando a 16.000 piedi, dice. Mi pareva, sentivo una puzza, ma perché parla in inglese pure lui, è di Teramo, ma parla in inglese. E ti dice, fra 10 minuti atterriamo, e là incomincia il panico, quello vero, perché tu senti i motori che cambiano rumore. E dici, Madonna, che sta succedendo? Mamma mia, e cominci a sudare come un animale. E allora apri il bocchettone dell'aria che sta sopra di te e ci riesci dopo 20 minuti che hai girato una lampadina, finalmente ci riesci, e continui a sudare come un animale, ma con una stalattite di ghiaccio che ti colpisce dritto qua, un drop, un Black Dagger, che arriva dritto qua e finalmente si atterra e là c'è un bel applauso, viva viva, non siamo precipitati, tutti contenti, un bel clima di allegria. Ma in questo difficile rapporto con le macchine, come potevamo dimenticarci della macchina che ci ha tenuto compagnia per più tempo in assoluto nella nostra vita, che è stata la televisione, che per noi da bambini era una specie di soprammobile bellissima, perché noi appicciamo 2 volte al giorno, una volta per vedere la TV dei ragazzi, una volta per vedere Carosello, queste erano, insomma, no? La TV dei ragazzi c'hanno delle cose troppo belle, la gallina trick e track, Papi Furnio, e poi c'era Carosello che era mitico anche quello, no, era troppo bellino, laggiù nel Montana. Tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo tra noi, però se lo vedo lo giuro lo stingo, sarebbe lo stango, ma è per far rima con gringo. Gringo! Un'apoteosi, era un'apoteosi. Un momento altissimo di poesia. Poi il rapporto è cambiato perché è arrivata la televisione a colori. Allora quella in bianco e nero che stava in salotto è passata in cucina e noi abbiamo iniziato a cenare guardando la televisione, che è una mazzata in fronte. Perché tu stai là con un bello piatto di maccheroni che ti condisci per bene i maccheroni, appicci la televisione, la prima cosa che appare dentro al teleschermo è una bella ragazza, bella guaglione, a cavallo di un materasso che sembra Napoleone Bonaparte in coppa a sto materasso, con un'altra ragazza che la va a trovare e dice, ma come? Tu sei ancora gli assorbenti di quelle dimensioni. Perché dicono certe cose dentro la televisione mentre sei a tavola che ti fanno avuto lo stomaco. Il grande ciclo, il piccolo ciclo, il triciclo, il motociclo. Sta signora che va a casa l'amica col bambino dice, signora guarda qua il culo del mio bambino, pare un orangotang.
Guarda come ha combinato, ho provato di tutto, martello, scalpello, mazzetta, non se ne viene. Dice, signore, avesse provato con gli assorbenti Lines, quello là dentro affoga, ma non esce niente là. Perché nell'assorbente Lines c'è una cosarella che a contatto la pipì diventa marmellata. E tu stai là che maccarona. Ti guardi i maccheroni. E i maccheroni guardano a te. Tutti e due guardate il culo del bambino dentro la trece. Poi dici, vabbè, va. Mantengo leggero stasera, mi fare una serata d'atta, mi mangio una bistecchina. Comunque prendi la bistecchina, tac, arriva Mastro Lindo. Che io giuro lo voglio bene come un padre. C'è una cosa che io non ho mai sopportato fin dalla più tenera età. Erano quei cazzi nemici nascosti dell'Igea. Io mi chiedevo dove abiteranno fuori città, dentro. Stai venendo c'è. Con le casette, l'ombrellone. Dentro al cesso c'era quello che pescava. Dentro al gabinetto. Ma santo Dio. Ma santa ma io mi chiedo sempre. Ma pure se pesca, chi lo pesca, chi so magnaro, questo mangia sempre. C'è quell'altro che fa la pubblicità del deodorante, sta sopra un drum, tiene delle stalattiti, ha preso questo. Uno che si avvicina sembra l'esorcista. Ah! Cazzo, tu papà stai lontano, no? Lo sai che quello puzza, stai lontano. Santo, che tu guardi la bistecchina e ci escono le lacrime pure la bistecca. Dice, boh, leviamo di mezzo la bistecca e mangi una cosa sana, un'insalata che con l'insalata non può succedere niente, è una cosa sana, tranquilla, prendi l'insalata, la condisci per bene, tac, ti arriva uno troppo avvilito, una faccia avvilita, proprio. Ti guardi e dice, signora. E tu dici, chi siamo che ci dice, signora, guardi nel suo water quanta ruggine. Chiama ruggine per delicatezza, perché tu sei a tavola, pare che l'ultima che ha tirato l'acqua è stata Napoleone, ma lui la chiama la ruggine perché è delicata. Dici con la spruzzata della paparella, perché c'è un fatto a forma di paparella, con la spruzzata della paparella il suo water diventa tutto bianco, adesso ci può anche condire l'insalata. E queste sono cose che segnano la vita, santo Dio. Uno poi arriva a 36 anni combinato in questa maniera, noi eravamo abituati a cose troppo belline, a Calimero il Fulgino Nero, a questi personaggi fiabeschi, ed è proprio da questi personaggi che io ho tratto questo libro di favole e questa sera me ne vorrei leggere un'altra. Vediamo dall'indice, perché in realtà ce ne sono molte, dall'indice ce n'è una che stanno scrivendo proprio in questi giorni, una favola jugoslava, che si intitola Il soldatino imbottito di piombo. Se no c'è una favola napoletana che si intitola Cirino Pollicino, se no c'è Cappuccetto Rotto, questa è la storia di una ragazza che rimane incinta. Vabbè, è la storia drammatica. Vabbè. Ci sarebbe se no Alibaba e i 40 socialisti, insomma ce ne sono diverse, volendo andare a cercare ce ne sono diverse. Ma ve ne leggo una, proprio la prima pagina, sta proprio la prima pagina, questa si intitola Biancaneve. Biancaneve, Biancolo! Bravo! E direte, ma il tuo tecnico è fatto come tutti gli altri? No, molto di più. Biancaneve. C'era una volta una bambina fortunata, ma molto fortunata. Il papà era morto. La mamma era morta, gli zii schiattati tutti. Compagni di scuola, un incidente con la scuola bus, morti tutti. Anche i gatti neri quando incontravano Biancaneve si grattavano le palle. Biancaneve viveva con la matrigna e con degli amici animaletti che erano 3 pidocchi e 2 piccioni con una fava, che erano 2 gemelli siamesi, 2 piccioni. Biancaneve era bianca come la neve, pallida, cianotica, anemica, spittica, cazzarola. Chissà se puzzava questo. E lei diceva spesso, e che bella fortuna che tengo. Un brutto giorno la matrigna disse, specchio, lo specchio disse, oh!
Ah, Dignesi, vuoi aspetti, calma, eh? Chi ti scassa, piano piano. Chi è più bella? Io o Biancaneve? Lo specchio disse Biancaneve. Ah, figura da matrigna che erano cuoco, vabbè, comunque. La matrigna disse, cacciatore, porta Biancaneve nel bosco e portami il suo cuore. E Biancaneve disse, che bella fortuna per te. Arrivati nel bosco, Biancaneve disse al cacciatore, oh ti prego non mi uccidere. Ti darò tutto quello che vuoi. Capiscimi a me. Il cacciatore che non era uno stinco di santo, ma era più uno stinco di maiale. Ecco, l'ultimo rapporto sessuale che ha avuto era stato con un coniglio, che è difficile perché il coniglio a nanzo cacciatore è complicatissimo, il coniglio corre, è una cosa complicatissima. Accettò di buon grado e tutti furono contenti, ma più di tutti i conigli. E il cacciatore tornò dalla matrigna. La matrigna disse, hai preso il cuore? No, ho preso l'herpes, disse il cacciatore, perché Biancaneve portava anche fortuna. E Biancaneve rimase sola nel bosco e sentì, sono il lupo! Eh, Biancaneve disse, tu che c'entri? Oggi sbagliata fiaba! E il lupo se ne andò. E Biancaneve arrivò in una casetta, entrò e vide 7 piattini, 7 bicchierini, 7 forchettine, 4 spazzolini e 3 dentiere, perché 3 nani. E si addormentò. Dopo un po' si sentì torniamo da lavorare. Tutti quando tornano da lavorare cantano allegri, proprio una bella felicità, uno stato d'animo. Questo è proprio l'inno dei metalmeccanici che quando tornano la sera stanno al settimo cielo. Arrivarono i nani, videro Biancaneve e dissero guarda un protozoo. Biancaneve si sveglia e disse che buffio metti nella streggia, tu sei un capolavoro. Chi sei, la principessa sul pisello? Anche voi conoscete il cacciatore, disse Biancaneve? E voi chi siete? I 7 piselli, i 7 nani, disse i nani. Fermati con noi, laverai, stirerai, pulirai in terra, zapperai l'orto, cucinerai, rammenderai. E Biancaneve disse, che bella fortuna questa. Ora i nani si alzavano tutti i giorni alle 5 e andavano a dormire con le galline, ognuno con la sua. Meno la domenica che i nani stavano alzati perché in televisione c'era Pupo e ai nani Pupo gli piaceva moltissimo, erano proprio dei fan. Una mattina mentre i nani erano al lavoro, Biancaneve sentì toc toc, chi è? La vecchina, Enzo Sampò? La vecchina, normale, disse la vecchina. Ti ho portato un regalo, una mela. E Biancaneve disse, oh che cazzo. Io sto nel bosco da 10 anni, stanno sulla menda mia. Io non tengo uno spazzolino, non tengo un giornale, tengo la stessa mutanda da 10 anni. La chiamo Samantha, oramai da tanto che la conosco. E tu mi porti una mela. E con una vocina dolce dolce disse, ma io ti schifo come vecchina e come umanità. Ma sta cretina deficiente, chiave, camappina, vrenzola, cessa, capera, punta d'ernia, mazza spunnata, vagliassa, samenta, perita, loppa sciruppata, scigna cagata, sanguetto, lumera, attacecata, cessa scardata, cloaca massima, piloffa, latrina appilata, fetille sguarrate, mazza ancora, zellosa, vecchia scoppiata, anziata, colorutta, pompata, schiuma, politura, pedacciata, sfoglia pesce, ram, samela, che se no a fiaba non vernisce. E Biancaneve morse la mela e cadde in terra sopra un porcospino e lo scamazzò in terra, dicendo la sua solita frase, i che bella fortuna che tengo. Dopo un po' si sentì torniamo. Erano i 7 deficienti che tornavano. Videro Biancaneve morta e dissero, oh. E adesso chi lava i piatti? E misero Biancaneve in una bara di cristallo e là stette per 10 anni. Dopo 10 anni si sentì cicloppe. Era il principe, con le calzamaglie, i pantaloncini 80, giubbino plissé, maniche con revers, guanti lunghi, caschetto biondo, giarrettiere e tacca spilla.
così elegante e raffinato che si era meritato il nomignolo di Samantha. Come la mutanda si chiamava. Quando vide Biancaneve disse, quando vide i nani di su che carini, piccolini ma proporzionati. Poi vide Biancaneve e disse, voglio baciare assolutamente il merluzzo che sta nel Pirex. Biancaneve era 10 anni che stava là dentro, teneva l'alito verde. E ha fatto le cozze sopra la bara di cristallo. Infatti il principe si chiamava il principe Havana, solamente dopo il bacio si è chiamato azzurro, perché è diventato blu, cianotico. Ha tentato di baciare un cinghiale che passava da quelle parti per rifarsi il fiato. Ha visto la Madonna, ha cantato 3 volte Rosina Damme, la Rosina Damme. Poi Biancaneve si è impegnata e il principe gli ha detto, vieni con me al castello, laverai, stirerai, zapperai l'orto, pulirai in terra. E Biancaneve disse, non ce la faccio più con tutta questa fortuna, non ce la faccio più. Ma prima disse il principe, passiamo all'Upim, che accattiamo le spazzini per i denti. Sì, disse Biancaneve, anche una mutanda, visto che ci troviamo. Montarono a cavallo, il cavallo inciampò, Biancaneve cadde, sbattetta a capo a terra in muretta. Il cavallo cadde sopra i 7 nani e gli schiattò in terra. E il lupo si mangiò il principe. Stretta la foglia, la via è molto bella, state lontani da chi porta iella. Anzi, piccolo, niente, non ha importanza, non va niente. Io volevo farvi vedere, grazie per la luce, io volevo farvi vedere però anche alcune piccole invenzioni che io ho portato, proprio perché in tutto questo ho fatto anche delle invenzioni. La prima invenzione la trovo particolarmente interessante perché siccome non ci sono più tanti preti come una volta, c'è la mancanza delle vocazioni, allora è diventato difficile confessarsi. Allora io ho inventato il chiesomat, che è questo strumento fantastico che uno mette la tessera e esce la soluzione elettronicamente, il numero segreto. È una bella praticità, diciamo. Invece ho fatto un'invenzione per quelli del Ku Klux Klan, perché che cosa gli ho inventato? Diciamo, la croce autoincendiante, che è questa. Cioè, quando l'iscritto al Ku Klux Klan vede il negro da lontano, per lui è facile, appiccia e se la trova già incendiata. Se non sta là con l'accendina è una brutta scomodità, capite? È scomodo. Invece ho fatto un'invenzione anche per quelli della Lega Lombarda, però non l'ho potuta portare per questioni di spazio. In realtà è un kit, diciamo, uno scatolone, un kit di smontaggio, perché dentro c'è un napoletano montato. Io glielo mando e loro lo possono smontare un po' come vogliono. Infatti il kit si intitola Kid a Morta. Italiano. Fu. Italiani, lombardo o veneti, o alla veneziana, secondo che siete con le cipolle o meno, sono il nuovo presidente della Lega Lombarda, Carmine Rotunno. E nel giorno delle mie elezioni i miei compagni di partito mi hanno fatto una domanda tra bocchetto, mi hanno detto: Presidente, se voi state sopra una torre con un negro e un napoletano, chi me ne ha da basso? Io non mi sono fatto fregare, ho detto il napoletano, perché prima il dovere e poi il piacere nell'eventualità. A noi ci accusano di razzismo, ma guarda la follia, ma se a noi ci piace Gullit, più la Palestandra di così. Gullit che è un grande campione, certo fuori dal campo è un negro, ma nessuno è perfetto. Ma il problema che vogliamo dibattere oggi è serio, ovvero in Norvegia esiste una legge che protegge la foca, è giusto mettere in Italia una legge che protegge il napoletano? No, diciamo noi, ma è logico. La foca è un animale in via di estinzione, mentre il napoletano è un animale che si riproduce spropositatamente, facendo dei figli in maniera forfettaria, a comitive, diciamo, no? D'altra parte la foca si uccide con le mazzate, ma quando vai a dare la mazzata al napoletano è difficile, perché il napoletano
svicola, sgattaiola, si dibatte. Allora dateci la legge sull'abrogazione dello sgattaiolamento del napoletano. E questa legge ce la dovete dare perché noi paghiamo le tasse, come diceva il tasso che andava con le prostitute. Questa è una battuta perché la politica è anche allegria più, simpatia più, fantasia più più, stappa un cretino. Ma vorrei, io vorrei ricordarvi un'altra cosa, ovvero che il norvegese uccide la foca anche perché se la mangia. Chi ha detto che il napoletano non è commestibile? Sarà difficile da pulire, ma proviamo, sai. Il napoletano è diventato per noi un problema ecologico, tant'è che noi abbiamo fatto per i nostri figli dei filmati in cui si vedono dei napoletani che vengono messi a bollire e poi rispediti a Napoli. Il film si intitola Tornato a casa Lessi. Ma io vorrei ricordarvi una cosa, ovvero non dimenticatevi che il napoletano è un uomo del sud, da cui il termine suddolo. Ma è pur sempre un uomo e va accettato e noi teniamo un'accetta tanta per poterlo fare. Quindi col cuore in mano e il fegato a pezzi io vi dico abbassa il razzismo, abbassa i napoletani. Grazie. Grazie, voi siete carini e stiamo arrivando a questo punto verso la fine di questa mia presenza su questo palcoscenico e abbiamo affrontato il problema evangelico, biblico, abbiamo visto le favole, abbiamo visto anche diverse altre scemità, ma non abbiamo ancora affrontato il problema evangelico. E allora io vorrei lasciarvi con alcune parabole proprio di carattere evangelico. E queste vengono da una considerazione, ovvero io mi sono sempre chiesto quanto casuale sia la vita di ognuno di noi. Metti che tu lasci la macchina sotto parcheggiata con i fari appicciati, la mattina dopo scendi e la macchina non parte. Allora pigli l'autobus, sull'autobus incontri una ragazza, ti metti a chiacchierare, fai 8 figli e ti sposi. Ma se avessimo spento le luci la sera prima, la nostra vita era completamente diversa e io mi sono sempre chiesto quanto diversa sarebbe stata la nostra vita, per esempio, se Gesù invece di essere nato in Palestina fosse nato a Napoli. Voglio dire, già l'ultima cena in pizzeria, no? Era nata cosa con Gesù che diceva, che pigliamo vino o birra, birra, e noi la comunione la facciamo all'Ottoberfest. Insomma, si creavano dei momenti di grande difficoltà. Pensare a Gesù che dice, Pietro, tu guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo vicino, non guardi il trave che... Chi si è fottuto trave che stava parcheggiato all'Oca? Insomma, c'erano dei momenti di difficoltà. E in tutto questo mi sono sempre anche chiesto quanto casuale sia stata la vita di San Giuseppe, che per caso è diventato il papà di Gesù, che è difficilissimo, perché a Gesù se fai cattivo non è che va là gli dà un bacchere, chi è Gesù? Sono gazza. Tu per un bacchere vai all'inverno, insomma. E io ho scritto proprio delle parabole sulla vita di San Giuseppe e questa sera ve ne leggerò qualcuna, sono brevi ed indolore. Dal Vangelo secondo Gaetano a prostata. Ha detto così perché si sentiva poco bene. Ora era il 9 d.C. Gesù, Giuseppe e Maria andavano in vacanza ai laghi. Giunti a Tiberiade entrarono alla pensione La Stalla. Come si sta qua, disse Giuseppe? Da Dio, disse il gestore. Allora è adatta, disse Gesù. Ora Gesù faceva le piramidi di sabbia e spiaggia e incontrò un bambino che gli chiese come ti chiami? Gesù. E che fai? Dio. E tu? Anch'io, disse il bambino. Oh Marone, come ti chiami? Maometto, disse il bambino. E Gesù disse, che ci fai qua? E il momento disse, guarda, l'anno scorso sono stato in montagna, quest'anno se tutto va bene, la montagna dovrebbe venire qua. Giochiamo. Giochiamo insieme, sì, disse Gesù. E Gesù per caso, per gioco, cominciò a correre sulle acque dicendo, Maometto, guarda qua, mio Mao, aiato là, guarda qua. Il bagnino, vedendo questo, si tuffò e trasse Gesù a riva. E Gesù disse al bagnino, disgraziato, guarda che brutta figura che mi hai fatto fare con Maometto. Tu sei un bagnino, quindi un piccolo bagno. E per miracolo lo trasformò in un bidet. Madonna, disse Giuseppe arrivando di corsa. Giuseppe, disse la Madonna arrivando pure lei.
E Giuseppe disse, Maria, per piacere, non ti ci mette pure tu, per piacere. Ed in questo si udì una voce, Giuseppe, chi è? L'Eccelso. E Giuseppe disse, Maria, abbiamo pagato il conto al regno. Sta chiamando l'Eccelsior. E il Signore nella sua infinita bontà aiutò il bagnino a tornare un uomo normale. Il bagnino andò da Giuseppe e disse, c'è il Papa di Gesù? E Giuseppe disse, putativo. E il bagnino disse, che significa? E Giuseppe disse, non l'hai capito mai. E il bagnino, riconoscendo in Giuseppe il papà di Gesù, lo gonfiò come un canotto. A quel tempo Gesù frequentava la quarta elementare, era il primo giorno di scuola. Arrivò il maestro e disse, buongiorno, sono il maestro. Anch'io, disse Gesù. Cominciava bene, disse, tu che fai lo spirito? Vieni, vieni. Alla lavagna, forza, 3 pesci più 3 pesci. 9 pesci, disse Gesù. No, quella è la moltiplicazione di pesci. Ciuccio. Gesù disse, ciuccio a me. E per miracolo trasformò il maestro in un bidello. In questo arrivò il preside di corsa e disse, chi è stato? E Pietro disse, è stato Gesù. E Gesù disse, Pietro, prima che la campanella suona 3 volte io ti spacco la faccia a te, no? E il preside... E il preside disse a Gesù, tu domani accompagnato ai genitori. E Gesù disse, è una parola, ne tengo 3-4, non si capisce niente a casa mia. E il preside disse a Gesù, e non fare lo spiritoso come l'ultima volta che sei venuto con un piccione e mi hai detto che era tuo zio, Perché io tengo un altro bambino in presidenza, Barabba. Chi volete che sto spendo, Barabba o Gesù? E Gesù, preso da grande ira, trasformò il preside in un supplente di ginnastica. Giuseppe, vedendo tutto questo, pensò in cuor suo, Maronna, il papà di Buddha, che bella vita. Tieni che lo vogliono, chiatta, che pare l'omino della Michelin, ma fa una vita tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ed in questo... Ed in questo si udì una voce, Giuseppe, chi è? L'onnisciente, quello che mangia di tutto? No, quello è l'onnivoro. E il Signore nella sua infinita bontà aiutò il maestro e il preside. E loro andarono da Giuseppe e dissero, c'è il papà di Gesù? E Giuseppe disputativo. Ma siccome loro sapevano che cosa significava, gonfiarono Giuseppe come un cotechino. Ora era il 24 di dicembre, Gesù compiva 10 anni. Giuseppe faceva il presete. Che cos'è? Chiese Gesù. E Giuseppe disse, ricordati quando io e la mamma siamo stati in campeggio dove sei nato tu. Giuseppe aveva organizzato una festicciola, ma i bambini non erano venuti. Come mai? Chiese Gesù. E Giuseppe disse, Natale con i tuoi verranno a Pasqua, che ne sai? Venne soltanto il piccolo Giuda che portò in dono una scatola di baci. E disse a Gesù, ti ho portato un regalo. E Gesù disse, non dovevi. E Giuda disse, un piacere. E Gesù disse, va fa mocca. E Giuda chiese, quanti anni compi? 10, disse Gesù. E Giuda disse, 23 di questi giorni. E Gesù disse, chi sta schiatta morta? Ed in questo bussarono alla porta. E Giuseppe disse, chi è? Maggi, quel del brodo? No, i re, dissero da fuori. E infatti... E infatti, aperto che ebbero, videro Gaspare, Zuzzurro e Baldassarre, con i loro doni oro, incenso e mirra, che nessuno ha capito mai che era mirra. Poi una volta giocato a tombola andarono a dormire. A mezzanotte Gesù sentì di là un rumore in salotto, andò e vide un uomo che scendeva dal camino e disse, chi sei? E l'uomo disse, Papà Natale. E Gesù disse, Maronna nato papà, io non ce la faccio. E lo incenerì. E in questo arrivò Giuseppe di corsa e disse, Giù, che hai combinato? Il zio Nicola che portava i regali, forza, aggiustalo. Ed in questo si udì una voce, Giuseppe, chi è? Geova. E Giuseppe disse, guarda, tornate domenica prossima, per piacere. Lasciate pliando sotto la porta, già qua tengo un sacco di guai, per piacere. E il Signore nella sua infinita bontà aiutò zio Nicola. E zio Nicola andò da Giuseppe e disse, tu sei il papà di Gesù, io lo so zio Nicola, e lo gonfiò come una zampogna. Perciò Giuseppe fu fatto santo, parola di Gesù.
Aspetta. Anzi, piccolo Anzi, bimbo che la storia tramanta, lui vive in Olanda. E in quel bel paese pieno di tulipani e di spighe, si sa che lì ci sono le dighe. Una diga si sfaldò, un buchetto si fermò, era largo un dito appena, ma poteva portare terrore e pena, e l'Olanda così bella e asciutta la poteva bagnare tutta. Anzi, il piccolo Hans, che aveva buon naso, passò di lì per caso, e dato che come tutti i bimbi era un tipo arzillo, sotto verso la diga, veloce come un grillo. Il ditino ci infilò, il buchetto li tappò, evitando un'alluvione che avrebbe ucciso milioni di persone. Ora voi che siete scettici vi chiederete con stupore come abbia fatto un bimbo così piccolo a tappare con un dito solo una diga di 2,5 km almeno di spessore. La strofa è un po' così. Ma non lo chiedereste più se aveste visto a sera in mezzo ai campi che si fanno tetri. Tornare a casa il piccolo Hans portandosi dietro il suo dito lungo 2500 metri. Buonanotte, e se non riuscite a dormire, fatevi raccontare una favola.